Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questa nuova puntata di eCoffee. Sigla. eCoffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Bene, oggi parliamo di una notizia che è sulla bocca di tutti e sta facendo un sacco di scalpore e nessuno sa effettivamente che cosa sta dicendo, quindi facciamo un po' di chiarezza. Parliamo ovviamente del MES, partiamo con una definizione. Cos'è effettivamente il Fondo Salva Stati, dato che nessuno lo sa? Chiamarlo Fondo Salva Stati è un po' fuorviante, non si tratta effettivamente di un fondo salva stati, si chiama European Stability Mechanism e sta per un meccanismo di stabilità europeo. Ok, questo meccanismo ce l'abbiamo dal 2012, quindi non è una cosa che stiamo introducendo adesso, e ce l'abbiamo per far fronte a delle crisi nazionali di singoli stati all'interno dell'Unione Europea. Nella pratica è un fondo al quale chi è in difficoltà può accedere, però non è così semplice. Si tratta di un fondo, quindi del denaro, che viene stanziato per aiutare quei paesi che sono molto in difficoltà. Però non è così semplice, ci sono alcune cose da sapere. Per reperire le risorse che servono per costituire questo fondo, ogni Stato membro versa la sua quota di denaro e in più vengono emesse delle obbligazioni. Se non sapete cosa sono le obbligazioni, ho fatto un video che trovate qui in alto a destra. A questo punto, nel momento in cui viene istituito questo fondo e ci sono le risorse, i paesi che ne hanno bisogno vi attingono. Il funzionamento quindi è semplicissimo. Stati che versano i soldi, vengono raccolti abbastanza fondi, stati in difficoltà prendono quei fondi. Ricordatevi che l'Unione Europea è appunto un'unione. Se uno degli stati fallisce, ci sono diversi problemi anche per gli altri stati, quindi noi abbiamo tutto l'interesse nell'aiutare chi sta male. Questa è una spiegazione semplice del meccanismo. Se vuoi sapere solo che cos'è, puoi chiudere qui il video. Ora si passa alle cose un po' più serie. In primis, complessivamente, questo fondo ammonta a 700 miliardi di euro. Di questi 700 miliardi, gli Stati membri versano solo 80 miliardi. Il resto viene reperito emettendo obbligazioni. Quindi è importantissimo sapere che questo non è un fondo liquido, non è che puoi attingere subito a 700 miliardi, ce ne sono 80 liquidi e il resto è tutto quanto in obbligazioni. Le obbligazioni non sono denaro. In secondo luogo, quello che vi dovete mettere in testa è che accedere a questo fondo è tremendamente complicato. Se noi come Italia, che siamo un paese leggermente in difficoltà, neanche tanto rispetto ad altri paesi, vogliamo accedere a questo fondo, dobbiamo non solo fare richiesta, ma rispettare dei requisiti. Per citarne alcune, saremmo obbligati a fare delle manovre di consolidamento fiscale, questo vuol dire diminuire la spesa pubblica. Poi dovremmo assolutamente rafforzare gli organi di vigilanza in ambito finanziario. Arrivati a questo punto bisognerebbe fare delle riforme che garantissero la crescita del paese. Ce ne sarebbero tante altre da elencare, ma queste sono le principali. In terzo luogo viene fatta una distinzione molto pesante, che è il rapporto deficit-PIL. Ci sono alcuni paesi che ce l'hanno maggiore del 60% e altri minore del 60%. Questa distinzione serve semplicemente per capire quali paesi sono in forte difficoltà e quali paesi stanno andando meglio. Quindi per capirci, se il tuo rapporto deficit-PIL è minore del 60%, il tuo paese non sta andando così male, quindi non hai bisogno del fondo salva stati. Ora, giustamente, questo fondo è stato costituito per i paesi che se la passano male. Quindi è assolutamente ragionevole pensare che quei paesi col deficit PIL inferiore al 60%, che quindi se la passano bene, debbano avere delle regole molto più stringenti per accedere al fondo, perché non è pensato per loro. E quindi qui arriviamo al motivo per cui si è scatenata tutta questa polemica e si sta facendo un sacco di disinformazione. I requisiti per accedere al fondo salva stati per quegli stati che hanno deficit PIL inferiore al 60% stanno cambiando. In particolare c'è bisogno di una ristrutturazione dei debiti se vuoi accedere. Quindi cosa significa effettivamente ristrutturare un debito? Facciamo il solito esempio, io sono un'azienda di grissini e ho un debito per 10.000 euro. Decido di ristrutturare il mio debito e quindi ne pagherò o 7 o 8.000 più o meno. Ristrutturando un mio debito sto facendo un danno a chi ha un credito verso di me. Questa pratica è molto diffusa tra le aziende e si può fare solo nel momento in cui la maggioranza dei creditori dice ok, ristrutturiamo il debito. Capisco che questo ragionamento in particolare è un po' controintuitivo, quindi seguimi bene. Io ho prestato 10.000 euro a qualcuno, quel qualcuno ha due possibilità: o fallisce e quindi o non mi restituisce niente o mi restituisce molto poco, oppure io gli dico vabbè, di quei 10.000 ridammene almeno 7-8.000.
quel punto lui ha la possibilità di ridarmeli, io ci perdo 2.000 euro, ma almeno non ne ho persi 10.000. In pratica si aiutano le aziende a non fallire in questo modo. La logica è che tutti i creditori rinunciano a una parte dei soldi che hanno prestato a questa azienda per non farla fallire e avere più probabilità di ricevere indietro la restante parte del denaro. Quindi torniamo a noi. Per i paesi che hanno un rapporto deficit-PIL inferiore al 60% e che quindi se la cavano bene, è necessario fare una ristrutturazione del debito. Attenzione che questo punto è molto importante. Questo significa che lo Stato non dovrebbe pagare una parte dei debiti che ha fatto. Si è fatto prestare dei soldi, una parte di quei soldi non li rimborsa. Tuttavia questa cosa non è esattamente bellissima, per il semplice motivo che chi presta i soldi allo Stato? Noi cittadini di solito, comprando dei titoli di Stato. Se non sapete cosa sono i titoli di Stato, sono sempre delle obbligazioni e trovate il video qui in alto a destra che ve lo spiega. Se si mettesse in atto una politica di ristrutturazione del debito, significa che io cittadino, che ho prestato allo Stato 10.000 euro, me ne vedo rimborsare solo 8.000 e gli altri 2.000 se li tiene lo Stato. Ed è proprio questa esatta nuova condizione che ha un po' fatto storcere il naso a molti italiani. Molti italiani che non sanno che cosa stanno facendo però perché non si sono informati bene. È assolutamente logico e razionale il fatto che la possibilità di perdere ingenti somme di denaro possa portare un po' di panico, però capiamo bene la situazione. Questa ristrutturazione del debito, quindi rubare tra molte virgolette dei soldi ai cittadini che ti hanno prestato questi soldi, la devono fare quei paesi che hanno un rapporto deficit-PIL inferiore al 60%. L'abbiamo ripetuto per tutto il video. Ficatevelo in testa. L'Italia è uno di questi paesi? No. Noi abbiamo, sfortunatamente, un rapporto deficit-PIL maggiore del 60%. Questo significa che noi, come Italia, possiamo accedere al Fondo Salva Stati senza rubare, tra molte virgolette, soldi ai cittadini. Quindi per quanto riguarda le regole che stanno cambiando ora riguardo il Fondo Salva Stati, noi non dobbiamo preoccuparci perché non siamo tra i paesi colpiti da questo cambiamento di regole. Gli altri stati dovrebbero storcere il naso, non noi. Però purtroppo sappiamo che noi come Italia siamo un paese molto abituato a una perenne campagna elettorale e disinformazione. Ovunque nessuno studia economia e tutti parlano di economia. Dovrebbero guardare più miei video. Sarebbe molto bello se le persone si informassero prima di parlare e non facessero, permettetemi il termine, i giullari di corte che se ne vanno a sparare qui e là cose strane e false. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, non voglio diventare troppo pesante. Vi invito a lasciare un like, condividere, commentare, iscrivervi e attivare la campanellina, ma come sempre, tra poco arriveranno dei riquadri con altri miei video molto belli, quindi andateveli a vedere. Andatevi lì a vedere.